poc'anzi hai parlato di essere stato vicino a Palermo, le voglio chiedere se ha seguito la stagione dei Rosanero e soprattutto il passaggio di proprietà al City Group. E in relazione al discorso del ruolo del direttore sportivo le volevo chiedere se vede un futuro vicino al mondo inglese, quindi come direttore sportivo, come anche allenatore, questa doppia figura, se secondo lei è un demerito o un merito? Ma guarda, mi auguro che lì, sono culture diverse, lì esiste più un manager che è indicato verso l'allenatore e quindi non esiste un vero direttore sportivo lì nella cultura inglese. Noi ci teniamo stretta alla nostra cultura perché poi dopo i ruoli sono differenti, le competenze sono differenti, quindi io tifo per la cultura italiana. Per quanto riguarda il Palermo sta ripetendo un'annata straordinaria, quindi vanno fatti i complimenti. Mirri ha fatto un grandissimo lavoro perché non solo ha preso la squadra dalla Serie D e l'ha portata in B, ma poi l'ha affidata a mani importanti dove secondo me nei prossimi anni potremmo rivedere un Palermo protagonista in Serie A come già lo è stato in passato con Zamparini. Direttore, mi perdoni, l'anno scorso ha affrontato Brunori di avversario, un suo giudizio sull'attaccante del Palermo, grazie. È un attaccante straordinario dove magari fino a qualche anno fa non riusciva a essere così importante in zona realizzativa. Invece i giocatori vanno aspettati, lui ha caratteristiche importanti, me lo ricordo bene, addirittura alla finale un giorno prima, se non sbaglio, si è sposato, quindi speravamo in una sua distrazione che non è avvenuta, male per noi, bene per il Palermo, però credo riuscirà a fare delle cose importanti. Ora è diventato anche capitano di questa squadra e magari le soddisfazioni che non ha avuto prima le potrà ottenere ora a Palermo e non solo in Serie B, potrà fare qualcosa di importante anche in A qualora il Palermo riuscisse ad andarci. Secondo lei quanto è stato elevato il salto di qualità fatto durante il mercato di gennaio? Penso ad esempio a giocatori come Verre. Tanto, perché non è facile trasformare una squadra di C, poi competere bene come sta facendo il Palermo in Serie B non è una cosa scontata e semplice. Infatti loro l'hanno fatto bene, hanno avuto dei problemi iniziali, però a gennaio sono stati intelligenti a prendere giocatori funzionali importanti per la piazza di Palermo, perché non tutti hanno la forza di mettere addosso questa maglia dove c'è un pubblico straordinario, quindi ci vogliono giocatori sì bravi tecnicamente, ma anche giocatori di grande personalità, e credo che il Palermo sia sulla strada giusta. Un giocatore come Aurelio, che arriva invece da un campionato come la C e si sta già imponendo perché comunque è già titolare, gol nell'ultima giornata, che segnale anche da questi ragazzi che arrivano da campionati minori e si impongono già in una squadra come il Palermo? Ma è un segnale importante perché anche in Serie C è la dimostrazione che si pesca bene. Noi lo scorso anno abbiamo ceduto Moro al Sassuolo, che oggi al Frosinone sta facendo abbastanza bene. Abbiamo altri ragazzi come Vasic e altri che faranno la stessa fine di Moro, quindi il Palermo fa bene a guardare, è vero, il calcio internazionale, ma a volte magari prima di andare a fare un viaggio lontano magari sotto di noi si può trovare qualche cosa di importante. Non bisogna pensare di discriminare se c'è un acquisto dalla Serie C, stanno dimostrando che i giocatori là ci sono e possono essere visti e acquistati. Direttore, tra questi anche un calciatore come Edoardo Soleri, che era anche di proprietà del Padova, un suo affresco su questo calciatore è comunque stato determinante lo scorso anno da subentrato con 12 gol, quest'anno sta ricominciando a riprendere la marcia intrapresa l'anno precedente.
Ma diciamo che io speravo con tutto il cuore che il Palermo non riscattasse, quindi invece l'ha fatto intelligentemente, è un giocatore secondo me importante che sta trovando pian pianino il suo spazio e sta dimostrando di essere un giocatore efficace. Dovrà trovare più continuità nella titolarità, ma di sicuro le sue indubbie qualità tecniche ne faranno un calciatore importante per i prossimi anni. Direttore, invece parlando della nazionale, lei conosce tanti attaccanti, uno di questi Moro, non potrebbe essere stato convocato lui o Brunori, Mulattieri invece che arrivare in Argentina? Hai detto una cosa santa, perché diciamo hai fatto dei nomi che per quelli che sono le convocazioni ci stanno tutti, ci potrebbero stare anche in futuro. Purtroppo lo viviamo, cioè, magari voi siete più giovani, ma diciamo che 15 anni fa, 20 anni fa cioè, il CT della nazionale doveva lasciare dei giocatori importanti a casa. Oggi facciamo fatica e dobbiamo andarli a scovare procurandogli anche il passaporto. È un problema serio questo qua, ma dobbiamo sperare che i nostri giovani, tra cui quelli che hai menzionato, magari possono darci qualche soddisfazione, anche se diciamo il cammino è veramente tortuoso, perché ripeto, come ho detto prima, ci vorrebbero delle norme con più coraggio, che magari fra 10 anni riusciamo ad averne dei benefici, perché nell'imminente presente io mi auguro che si riesca a qualificarsi per i prossimi mondiali. Di solito noi come Italia eravamo abituati non alla speranza di qualificarci al mondiale, ma a giocarlo per vincere. Giocarlo per vincere la vedo molto molto dura. Direttore, rimanendo in Sicilia, le volevo chiedere quale percorso deve fare il Catania per prepararsi alla Serie C? Ma il Catania, come Palermo, è una piazza importantissima. Ha vissuto degli anni molto belli, importanti in Serie A, così come il Palermo, però ha anche vissuto dei momenti come questi che magari col fallimento però onestamente squadre, rivalità a parte, ma i derby tra Catania e Palermo devono essere giocati ma quando tutto va male in Serie B e non nelle categorie inferiori. Mi auguro che loro riescano a tenere conto della piazza che sono, del seguito che hanno, e riescono a imporsi anche in Serie C, perché insomma con quei numeri anche il Catania in C è diciamo una cosa veramente assurda, quindi deve al più presto tornare in categorie che più gli competono. Ecco, direttore, lei è stato direttore sportivo del Milan di Ongongli, che è stato uno dei primi casi di proprietà straniera nel calcio italiano. Palermo e Catania ormai si sono affidate a proprietà straniere. È ormai questa la nuova strada anche per riemergere a livello economico? Purtroppo diciamo sì, perché tra squadre di Serie A, Serie B e Serie C le proprietà italiane stanno diventando veramente poche. Questo vuol dire che siamo un po' in paese un po' in difficoltà, quindi c'è bisogno di avere queste proprietà straniere, però se vi ricordate bene il PSG prima dell'avvento dell'Emiro era una squadra normale, il City uguale, il Chelsea uguale, cioè, quindi con un po' di dispiacere dobbiamo purtroppo guardare in faccia la realtà e sperare che l'Italia sia attratta da questi fondi, da emiri, da gente che ha importanti capacità economiche che non siano italiane, per poter un attimino far diventare il campionato di Serie A con un appeal diverso da quello che è oggi, che un tempo avevamo e che oggi non l'abbiamo più.
Poi tra queste c'è il Napoli, che praticamente va a sovvertire tutto quello di cui abbiamo parlato adesso, e ancora si mantiene con la vecchia concezione di club italiano all'italiana, che però sta facendo numeri pazzeschi sia nel campionato di Serie A e anche in Champions League. Assolutamente, il Napoli veramente sarebbe un esempio da seguire, perché De Laurentiis dobbiamo ricordarci dove l'ha preso questo Napoli, perché veniva anch'esso da un fallimento, l'ha preso in Serie C, ha faticato anche in Serie C inizialmente, però c'è stato un progetto a lungo termine che sta ancora continuando, sono anni e anni di lavoro. Purtroppo nel calcio non ci si inventa nulla, non è che dall'oggi al domani tu riesci a fare le cose importanti. Oggi, ritornando al Palermo, il Palermo non deve avere fretta, perché tutti magari ricordano le bellissime cose che Cavani faceva in Serie A, Cavani e compagni, però bisogna avere la tranquillità di sapere di avere una proprietà partita importante, di dare del tempo a questa gente, di fare delle cose importanti, quindi Napoli insegna, quindi va seguito, va presa come esempio.